Allora amici di Trevignole, siamo qua nella rivendita giornali e tabacchi di Marco Bertoldi e Dora Facchini. La nuova proposta è questa. Siccome il macellaio vende la carne, ma deve sapere cosa vende. L'ortolano vende gli ortaggi, ma deve sapere cosa vende. I giornalai vendono i giornali, devono sapere cosa c'è sui giornali. Esatto. Allora, cominciamo questa lettura dei giornali. La Repubblica. Allora, Monti vuole la lista unica. Cosa vuol dire? Cosa ne pensi te, dottor Peppino? Non lo so, per me i politici sono tutti uguali. Ah sì? Sì. Ma e cosa vuol dire sta lista unica? È per il suo partito, no? La lista unica del suo partito. Non vuole essere unico. Ho capito, unico originale. Unico originale. Irripetibile. Irripetibile con Montezemolo. Unità. Monti prepara la sua lista. Già l'abbiamo visto. La stessa cosa. Stessa roba. Stessa roba, non cambia niente. Libero. Le 5 tasse di Capodanno aumentano il canone RAI. E dopo? Pedaggi autostradali, importo di multe, lettere e pacchi postali, arriva la gabella sui conti correnti bancari e anche un banco posta dal 1° gennaio sarà più caro. Questa è bella. Allora dobbiamo votare Monti. Queste le notizie da brindare. Vediamo il Fatto Quotidiano. Monti regalo di Natale ai bancari e ai costruttori. Bellissimo. E cos'è sto regalo? Cos'è che regala? Saranno tasse sicuramente. Non credo, ai costruttori. Nel silenzio più assoluto. L'ultimo atto del governo tecnico a garantire ai poteri forti che gestiscono lo scalo di Fiumicino più tasse aeroportuali e carico dei passeggeri. E anche questo bisogna brindare. Dai Marco, apri la bottiglia. Adesso apriamo. Corriere della Sera. Corriere della Sera. E questo già l'abbiamo letto. Monti, piano per la lista unica. Gelo di Bersani, resti super partes. Berlusconi attacca. Ecco qua. E l'IMF, cos'è che c'è? La lezione inglese Mese di ottimismo. Se vuole la sedia, signora. Cari amici La Trevignole. corsa di Obama per salvare i conti pubblici. Obama è rientrato dalle vacanze. Ah sì? Sì, l'America sta. Dai, dobbiamo brindare, Marco. Brinda. Dai, bottiglia, dai. Dai. Prendi la bottiglia, apri le. Vai. Dai. Grande. Un attimo. No, ma che fa? Alle tasse. Alle tasse. Questa 3 euro al poli, cavolo. Dobbiamo festeggiare o no? Festeggiamo. E i bicchieri ce l'hai? No. Alle tasse allora. Così, dai. Festeggiamo alla. Un attimo solo. Qua signora andiamo male, sa? Quale cose non stanno bene? No, Monti, no. Ai pensionati. Dai Cornelio, apriamo la bottiglia, dai. Ok. Evviva Monti, evviva Monti la Fornero. Viva Monti!